bentornati sul nostro canale. Oggi è arrivato il grande giorno, andiamo di vendemmia, per cui oggi è il primo giorno che ufficialmente iniziamo a raccogliere l'uva e quindi raccogliere i frutti di un'annata lunga come sempre, perché comunque è un percorso circolare il nostro che parte, se vogliamo, dalla fine della vendemmia, quindi con la gestione del suolo, le varie lavori sulla fila, quindi disarmi meccanici, concimazioni, potature. Ormai avete visto un po', seguendoci da quest'anno, i vari lavori che abbiamo da fare, tutta la gestione, diciamo, della parete durante il periodo primaverile estivo, la gestione del suolo durante il periodo primaverile estivo, e adesso finalmente si va a raccogliere. Annata non semplicissima, però è sempre un'emozione quando si va a iniziare la vendemmia, perché appunto si inizia, insomma, a raccogliere quello che si ha lavorato tutto l'anno. Siamo nel vigneto di Chardonnay, che è la prima varietà che andiamo a raccogliere, è sempre la più precoce, una delle più precoci, e in questo caso facciamo un po' di vendemmia manuale. Abbiamo una giornata bella piena e appunto è una tra le prime che andiamo a raccogliere. Un'uva, un grappolo abbastanza piccolo, per cui un po' lento come raccolta, però grandi soddisfazioni in fase di trasformazione e anche sempre buoni gradi zuccherini. Ecco, la situazione ideale che si sta venendo a creare effettivamente anche quest'anno è questa, cioè di un'escursione termica notevole tra il giorno e la notte, ed è fondamentale per avere una ottima uva di qualità, quindi avere anche più grado zuccherino e una maturazione completa, perché a volte succede che magari a fine estate non si manifesta questa condizione, cioè di alte temperature di giorno e basse temperature notturne. Quest'anno, come negli ultimi anni, si sta sviluppando questa situazione, qua in collina almeno, ed è per questo che in collina è la collina evocata per la coltivazione dell'uva, proprio perché a fine estate, poco prima dell'inizio della vendemmia, ormai sono 10 giorni, che si sta sviluppando questa situazione, quindi arriviamo ai 30-35 gradi adesso durante il giorno, ma questa mattina, per esempio, ma anche le mattine scorse, c'erano dai 15 ai 16 gradi alla mattina verso le 5, per cui vuol dire che c'è un'ottima escursione, e questo fa sì che si maturi meglio l'uva, si abbiano più gradi zuccherini e la vite possa sprigionare al massimo, attraverso appunto i propri frutti, le sue qualità. Ecco, noi per la vendemmia manuale siamo organizzati così: abbiamo un trattore con il muletto che dentro ha delle casse che andiamo a stendere prima dell'inizio della raccolta, e poi man mano che queste cassette vengono riempite dagli operai, da noi di fatto, dai vendemmiarini, vengono riempite. Man mano che vengono riempite andiamo a caricarle su questo muletto, su questa vasca, perché è una vasca d'acciaio, come dicevamo tiene intorno ai 5, 6, 7 quintali, diciamo, dipende un po' dal peso specifico dell'uva. Ecco, andiamo a riempire, e quando è colmo il muletto andiamo a svuotarlo dentro un carro di raccolta, che può essere appunto la vasca d'acciaio, oppure come oggi usiamo una carretta più piccola che ha il telone. Ecco, queste sono le nostre casse. Abbiamo queste casse a uso alimentare che mettiamo proprio sotto la fila, in modo tale che dopo chi raccoglie l'uva appunto ce l'ha già distribuite, e al massimo se le porta un po' avanti, un po' indietro, in base un po' come distribuito, diciamo, come sono distribuiti i grappoli sulla parete fogliare, e trova sempre le cassette vuote da riempire. Poi con una coppia a turno, insomma, andiamo a caricarle appunto sul muletto. Ecco, per quanto riguarda poi la raccolta in sé, andiamo appunto a raccogliere l'uva, a tagliarla con queste forbici e la deponiamo nella cassetta. È importante che le forbici abbiano una punta leggermente sottile, assottigliata, soprattutto nella parte terminale, proprio perché bisogna andarla a infilare tra il picciolo del grappolo appunto e il ramo. Deve essere abbastanza agile come forbice, ecco, per cui piccola, sottile e molto agile. Questa è un'uva che va
a sottoporsi a un processo di macerazione. Non è la classica uva da tavola, è commestibile, si può mangiare, anzi buonissima, però chiaramente il suo sviluppo, il suo futuro non è quello di essere portata sulle tavole, sul mercato, ma è quello di subire un processo di macerazione. Per cui rispetto all'uva da tavola non deve avere una parte estetica particolarmente predominante, quindi anche supponiamo abbia dei piccoli graffi perché magari anche dei segni meccanici, anche semplicemente lo sfregamento con i tralci può segnare leggermente il grappolo, ma non subisce dei danni particolarmente incisivi dal punto di vista della qualità. E anche dovesse cadere durante la raccolta un grappolo così, che è molto compatto e non subisce alcun danno, ecco, per cui basta andare a raccogliere e riporlo nella cassetta. Diversamente invece si fa quando si ha la raccolta dell'uva da tavola, che allora in quel caso lì bisogna chiaramente, essendo frutta che poi va portata sul mercato e sulle tavole, deve essere anche perfetta da un punto di vista anche estetico. Bene, adesso sorge il sole, per cui iniziamo a mettere giù le casse. Vi abbiamo un po' spiegato come funziona, metteremo giù il cavalletto e faremo un po' un time lapse o delle riprese in modo tale che poi noi ci dedichiamo a quello che è la lavorazione è vera ed effettiva, quindi la vendemmia, e intanto comunque continuiamo a documentare le varie fasi. Adesso le prime casse sono piene, per cui iniziamo a caricare nel muletto del trattore, nella vasca, le casse piene, e dopo andiamo a svuotarle nel carro di raccolta. Poi il numero delle casse che andiamo a distribuire è un po' in base alla vigoria e al tipo di uva che abbiamo davanti. Chiaramente in questa annata non ci sono grandi quantità e quindi le vediamo di mettere abbastanza diluite in modo tale da non continuare a spostare cassette vuote. Poi in base un po' all'occhio bisogna essere in grado di fare una stima e metterne giù in modo che si perda meno tempo. Ecco, questo tra l'altro è il vigneto che siamo passati con la defogliatrice e abbiamo dedicato il video appunto alla defogliatura pre
pre-vendemmia. E qua a oggi stiamo apprezzando anche questo lavoro, diciamo che negli ultimi anni lo stiamo facendo proprio perché quando hai l'uva bella esposta riesci a tirarla giù più velocemente, anche perché appunto la si vede meglio, la si nota meglio. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa giornata di vendemmia. Adesso abbiamo l'uva caricata sul rimorchio e adesso andiamo a consegnare in cantina, vediamo i pesi e anche il grado, quindi la valutazione sia della quantità che ovviamente della qualità. Andiamo a valutare anche il pH e il grado di acidità. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, grazie di essere stati con noi, ci fa piacere sempre che abbiate possibilità di vedere cosa c'è dietro, diciamo, poi alla vendita di un prodotto come può essere la bottiglia di vino. E ci vediamo al prossimo venerdì, alla prossima puntata, continuate a seguirci e ci fa piacere, e se ci seguite appunto potete vedere poi man mano i prossimi lavori, le prossime puntate, e quindi ci vediamo al prossimo video.